Gli operatori hanno lavorato bene, nel senso che hanno preparato le loro strutture e i sindaci delle proprie località in materia di sicurezza al top e quindi i risultati sono arrivati. L'estate 2021 premia la Costa Veneta con presenze turistiche in alcuni casi persino superiori al pre-pandemia. Ma oltre che per l'uscita dalla crisi del Covid, quest'anno qui sarà ricordato anche per quel rafforzamento del patto tra i principali comuni ad alta presenza turistica della Costa Veneta e nazionale, che ha portato tra l'altro alla stesura di un progetto di legge per il riconoscimento dello status di città balneare. Che le nostre città hanno bisogno di sicurezza, hanno bisogno di norme per il lavoro, hanno bisogno di contare a livello romano e non solo, ma soprattutto romano, per avere dei provvedimenti, delle norme, per avere delle risorse, per avere in sostanza la possibilità di rispondere ai nostri concittadini e ai turisti. Se il peggio è passato di una crisi che sembrava mettere a rischio la stessa tenuta sociale, proprio da Jesolo era partita la campagna degli stagionali del turismo che ha portato all'attenzione del governo e del Parlamento il dramma dei cosiddetti lavoratori invisibili, uomini e donne senza occupazione per Covid e senza aiuto dallo Stato. All'orizzonte c'è un'altra ombra. Dopo l'inchiesta di Eraclea, il litorale veneto è nuovamente scosso da un'indagine ed arresti per camorra a Bibione. Un sindaco per default è preoccupato, nel senso che deve preoccuparsi che le cose funzionino. Io sono anche però fiduciosa nei confronti della magistratura, faranno chiarezza. Per quanto riguarda però i sindaci, io sono convinta, perché con i colleghi mi sono anche confrontate, che le procedure sono state sempre molto corrette, quindi a livello amministrativo noi continuiamo ad essere ligi, a pretendere correttezza e quindi anche da questo punto di vista sono assolutamente fiduciosa.